Eccoli, buonasera. Ciao Giorgio, ciao, grazie della linea, naturalmente un saluto a te e all'ospite Sergio Giordani, sindaco di Padova. Noi abbiamo qui, come di consueto al Minuto Politico, un assessore che non è assessore di questo comune, noi ci teniamo a precisarlo e so che anche il sindaco ci tiene a precisarlo, sono ormai numerose le diffide proprio che ci sono giunte. E noi abbiamo però un assessore che appunto non è assessore di questo comune, ma è l'assessore Ciano Contin. Ecco! Buonasera a tutti! Assessore, come si è conciato? È carnevale, no? Ogni scherzo vale, ci si traveste, si contano le barzellette, si fa, no? Sì, un po' i pagliassi. Come mai si è vestito per l'occasione? Cioè, è mercoledì grasso, ti pare che non mi vesta? No, scusi assessore, se mi permetto, se posso. Cioè, non c'è il mercoledì grasso. Come non c'è? Scusa, non che esiste il mercoledì grasso. Ragiona con chi ha testina, tesoro, attento. Allora, c'è il martedì grasso, il giovedì grasso e il mercoledì sei un magro. Ho detto, mai visto uno che dimagrisce su un giorno, come se è possibile? Ma no, allora, il carnevale funziona diversamente, cioè il giovedì grasso nella settimana precedente, lì diciamo così parte la settimana, quella calda del carnevale. Poi che si conclude la settimana successiva, il martedì, appunto, martedì grasso. E ma quindi... il mercoledì che dice lei non esiste né nell'una né nell'altra settimana, non c'è. È l'unico dicono che c'è carnevale. No, in realtà e ora mi c'è, ma non è che... Mi sono vestito da ebete così, per niente. Guardi, assessore, credo che questo sia l'ultimo dei suoi problemi. L'ultimo dei suoi problemi. Stamattina io ero per strada, vedo una bambina vestita da Tarrinli campanellino, mi ero vestito normale, ho detto, no, ostrega, c'è carnevale, ero soccorso a casa, mi sono vestito da panda, e no, chi mi guardava mai in giunta. Ho sbagliato giorno, questo è il problema. Sì, tra l'altro ricordiamo che non è la giunta di questo comune. Senz'altro, lo ricordiamo. Lo ricordiamo, ma detto ciò comunque immagino che la guardassero male. Ma comunque non è obbligatorio vestirsi a carnevale. Però a dire le barzellette, fare i scherzi, sì, ho apparecchiato una barzellettina che volevo condividere così, ascolta Metagi, ascolta questa. Sai cosa dice un uccellino che trova un altro uccellino nel cielo? No. Se vedemo, è quest'altro che fa, cotte voi. Sì, carina, perché cotte voi, no, perché tra usetti. Sì, perché che saria quando che vuoli. No, è quando voli o quando vuoi. Vabbè, lasci stare, assessore, lasci stare. Comunque. Infatti non hago mia capirmi tanto questa qua. Quindi lei stamattina si è presentato così in giunta. Senz'altro. Sono andato vestito così, non è stato tanto gradito. No, immagino di no. Mi hanno preso per il cesto per tutta la mattina. E allora sai cosa ho fatto io per riscattarmi? Ho contato un'altra barzelletta, ho voluto sentirla. La dica, forza. Ascolta Metagi, senti cosa che dice un uomo a sua moglie che torna da shopping con 4 pari di scarpe? No. E che dice, e pare 9? E invece sei 8 perché sei 4 pari di scarpe. Sì, pare 9 nel senso carina per 9 in diretta seria 9. Sì, 9. Sembrano 9, ma invece ieri 4 pari di scarpe. 4 pari di scarpe, sì. Allora, per cortesia, che bello carnevale, te puoi dire tutte queste robe. No, ma anche no, volendo, anche no. Anche perché lei, le ricordo, che è qui proprio per il suo ruolo di politico. Bravissima. Per portare anche delle notizie interessanti alle persone che ci seguono. Anche perché diciamo, il carnevale ha anche un lato drammatico. Ci ricorda che tutto l'anno, tutti i giorni, ognuno di noi indossa e si impira delle maschere per non essere se stesso. Sì, allora, assessore, un concetto trito e ritrito, ognuno ha delle maschere, ognuno, diciamolo, vediamolo anche dal lato positivo, ognuno fa quello che può, quello che riesce a fare per sembrare se stesso, per essere se stesso. Bravissima. Volevo dire una roba intelligente che cercare su internet prima e agoita. Ogni modo, noi proprio ispirati da questa cosa, che bisogna essere se stessi, bello. E allora abbiamo deciso nella nostra amministrazione che quest'anno non faremo la tradizionale grande festa in maschera, ma abbiamo indetto senz'altro un giorno particolare, il giorno della verità, che abbiamo chiamato, come si dice in inglese, The Verity Day. No, scusi assessore, non credo che in inglese si dica verity, però detto ciò non importa. Il giorno della verità è una cosa molto interessante, quindi l'avete già, non l'avete ancora fatta, no? L'abbiamo sperimentata in giunta, giunta, nella nostra giunta del nostro comune. Non è quello di Padova, no? Certo. E ora abbiamo sperimentato il giorno della verità. E ora come oggi adesso facciamo partire l'orologio, proviamo a dirsi tutti la verità. Salta fuori e assessora al turismo, è una cosa bella, giovane, che attacca a piangere che ne odia
tutti perché non capisci perché abbiamo coinvolto in politica perché non siamo turisti, neanche mai sta neanche un turista nel mio comune. E il sindaco dice che è coinvolta perché la quarta ne serviva per i manifesti elettorali, sì, perché faceva bella presenza. E ora si mette a piangere ancora di più. Salta fuori il vice sindaco, dice la verità che ama da sempre, vuole divorziarsi con sua moglie e che dice che anche ella lo ama e che ha baruffato con suo marito, insomma, e si innamora sul colpo. E va fuori a mangiarsi un kebab fuori che romantico. Sì, ha un amore, una passione scoppiata all'improvviso. Su quello mi guardo il sindaco, c'è bisogno dirsi la verità. Il sindaco, quello del vostro comune, non questo. Io guardo e dico, ma ti spiende, forfora come sei? Devo sempre, ma è che alito che te l'ha presa male lui? E mi ha detto che me ama. Anche io mi ha detto, se ha dichiarato. E ora mi sono passato all'opposizione, cascata giunta, finivo il giorno della verità. Arati. Mamma mia. E quindi voi siete convinti che sia un'ottima idea mantenere questo Verity Day? Penso che tegneremo a festa in maschera. Meglio. Quindi l'esperimento non è riuscito. Noi naturalmente, Giorgio, ti riconsegniamo la linea. Aspetta, con una barzelletta. L'ultima, ascoltami. Certo, perché quando che te vai a fare shopping e te sei triste perché la roba costa massa skei. Certo perché te sei triste? No. Perché lei è un problema depresso. Via. Depresso. Ti viene a piangere perché... Però io, se mi permette, io vorrei riconsegnare anche perché a vederla così vestito io non riesco proprio a guardare. Non so, adesso per carità rispetto la sua volontà di festeggiare il carnevale, però siamo in trasmissione, si presenta vestito da panda. So che non è bello, ma lo faccio per mia moglie. E che piace il carnevale e che stuzzica un po' gli appetiti come vesto. Giochiamo sempre questi travestimenti. E quest'anno le ha chiesto di vestirsi da panda? No, e mi ha chiesto di vestirmi da un'altra roba, sto anno è una roba che proprio fa andare via di testa, che piace da morire. Sì. Che cosa sarebbe, scusi? Sì, vestito da Giorgio Burile. E mi ha detto, diventa matta, è così, innamorata persa. Spero che non incontra mai perché sennò mi ruba femmina. Allora noi, Giorgio, ti riconsegniamo la linea. Un saluto a te naturalmente, mi sentite? al sindaco Sergio Giordani, che dire buon lavoro a tutti. Buon lavoro. Volevo chiedere, mi sentite voi di là? Sì, mi sì, sentite? No, volevo chiedere solo un'ultima domanda prima di salutarvi e di congedarvi. L'assessore Conti rimarrà assessore a vita? Ma senz'altro, allora... Hai mai pensato di candidarsi, ad esempio, per diventare sindaco? Allora, io sto aspettando la scadenza del mandato del mio collega. Ma penso che siano in tanti ad aspettare la scadenza del suo mandato. Del mio, no. Avevo caro candidarmi a Padova, adesso aspetteremo i tempi fisiologici. Sì, quasi, se è d'accordo il mio futuro predecessore che è in studio con te, ci proveremo. Non siamo d'accordo noi. Intanto resto assessore onorario. Ecco, meglio così. Onorario? Onorario. In che senso? 10:30, 11 mattina. Onorario, come sveglio vado in comune, se non stavo a casa. Vabbè, arrivederci, grazie Gaetano, grazie a Pippo e ovviamente Marco che sono un trio straordinario, li potete vedere tutte le sere prima dell'inizio delle nostre programmazioni serali, quindi davvero potete gustarveli.